Far saltare il governo sarebbe una cosa grave sotto un certo profilo, però da un lato se questo dovesse essere, che sia, perché credo che ci sia molto da rifare. La Lega insieme a Fratelli d'Italia ha già la maggioranza nei sondaggi, oltre il 40%, che questa è una situazione che secondo me si verificherà. Tra sconforto e fiducia i bellunesi si dividono sul tema dell'autonomia del Veneto, legata a doppia mandata a quella richiesta a furor di popolo per la provincia di Belluno. Potrebbero essere dei vantaggi? Per me sì, per me sì. Secondo lei questa cosa che non la vogliono fare, che c'è questa trattativa che si va a rilento? Non lo so, perché idee ce ne tante, là a vederle è un po' problema. Un po' confuse? Sì, un po' confuse. La trattativa sull'autonomia continua a tenere banco nelle discussioni di piazza. Con l'autonomia del Veneto i soldi restano a noi, ce li gestiamo, invece di mangiarli giù al meridione che non sanno spenderli, mi sembra che sia abbastanza evidente, perché speriamo che è giusto aiutare gli altri che stanno peggio, però che il surplus resti a noi, visto che abbiamo dimostrato di gestirlo molto bene, mi sembra una cosa corretta. Non si capisce perché uno dice una cosa, uno dice l'altra e qua non si capisce qual è la verità, insomma. Lei vorrebbe questa autonomia? Beh, forse farebbe anche bene l'autonomia. È una situazione che mette a rischio la tenuta del governo e con la tenuta del governo evidentemente la prospettiva di tornare a nuove elezioni, di nuovo un paese così in balia. Lo sbando e con altre spese, quindi. Ha votato al referendum 2 anni fa? No, perché penso che non sia una cosa che possa funzionare, cioè, penso fosse semplicemente campagna elettorale. Sono più per un'unione delle regioni e l'autonomia non so cosa porterebbe, sono sincera. In questo momento storico, politicamente parlando, è una situazione molto difficile da giudicare.